Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com, il canale essenzialmente sportivo streamingsport.it, la radio per quanto riguarda l'audio e per quanto riguarda il vocale appunto sportivo e non, VG Radio sempre per quanto riguarda il nostro gruppo. E vi ricordo sul canale 95 per il digitale terrestre, l'appuntamento ogni sera 18:40, 18:45 circa, 19 scusatemi, 40, 19:45 circa, per quanto concerne appunto la prima nostra edizione sul canale 95 di Caffè TV 24. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie per quanto riguarda la giornata odierna. Il coronavirus di cui si parla spaventa anche le Olimpiadi di Tokyo, c'è grande paura anche se gli organizzatori rimangono tranquilli, ma tra le numerose manifestazioni sportive già annullate spicca anche la Maratona di Tokyo, che a Tokyo voleva dire festa per ben 38.000 persone provenienti da tutto il mondo. E andiamo ad Anterselva in Italia, dove continuano i mondiali di biathlon ed continua la vittoria di Dorotea Wierer. Meravigliosa Dorotea, è ancora d'oro ai mondiali di Anterselva a casa sua. Domenica la Wierer si era imposta nell'inseguimento, oggi ha vinto sul filo dei secondi, 2 secondi e 2 centesimi esattamente. L'individuale di 15 km, battendo la tedesca Vanessa Hinz, un solo errore nell'ultima serie per lei, in 43 minuti e 7 secondi, nonché 2 centesimi e con 2 errori al poligono. Bronzo alla norvegese Mart Røseland a 15 secondi e 8. L'altra protagonista per l'appunto di questa rassegna iridata. Complimenti a Dorotea Wierer. Iniziato il raduno della nazionale italiana di basket maschile, gli azzurri radunati a Napoli in vista delle qualificazioni per gli europei del 2021. Giovedì si gioca già al Pala Barbuto Italia-Russia, mentre domenica Estonia-Italia. Oggi visita tra l'altro al Kobe Memorial Park dedicato a Kobe Bryant. La Serie A di basket tornerà il 27 con il recupero Varese-Virtus Bologna. Parliamo di calcio perché il Milan ieri sera nel posticipo ha battuto il Torino per 1-0 con un gol dell'ormai solito Rebic. Stasera torna la Champions con gli ottavi di finale. Comincia l'Atletico Madrid contro il Liverpool e poi ci sarà anche Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain. Domani in campo, sempre per la Champions, ci andrà l'Atalanta a San Siro, a Milano, affronterà il Valencia. Oggi l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League femminile per quanto riguarda il volley, con 3 squadre italiane in campo. Nel girone D la già qualificata Imoco Volley Conegliano affronta al Palaverde di Treviso il Nantes. Nel girone C l'Igor Gorgonzola Novara ospita il Lutz e con un successo chiuderebbe al primo posto. Con una sconfitta invece si complicherebbe la corsa ai quarti di finale. Nel gruppo B Scandicci è impegnata a Maribor in Slovenia. Con una vittoria le toscane sarebbero sicure di accedere alla fase ad eliminazione, diretta come miglior seconda. Nel maschile intanto domani spazio all'ultima giornata della fase a gironi anche qui del torneo. Si affronteranno Perugia Varsavia, Civitanova Fenerbahce, České Budějovice contro Trento. E in Superlega, per quanto riguarda il volley, sempre maschile, nel weekend ci sarà la Coppa Italia. Si ripartirà con il campionato il 29. Parliamo di A1 femminile volley. In attesa della gara di questa sera vi proponiamo ancora le interviste a quella che è stata la vittoria veramente bellissima di domenica sera contro l'Igor Novara. Sentiamo una delle protagoniste, Indre Sorokaite. Sì, sono molto contenta, oggi sono veramente soddisfatta sia personalmente ma anche di gioco di squadra, perché secondo me ci siamo divertite e abbiamo anche divertito. Tu l'avevi sempre detto, il gioco di squadra e personalmente, l'hai messa sempre in disparte la tua figura, però è importante. Sì, è importante perché se ognuno fa il proprio lavoro poi si costruisce il gioco di squadra, però è anche vero che dobbiamo cercare sempre di mantenere sempre lo stesso livello e un livello sempre alto contro qualsiasi avversario giochiamo. Oggi era fondamentale e l'abbiamo fatto bene.
Ho detto a Santarelli è un 3-0 quasi costante, lui ha detto calma, non voglio questo 3-0 sempre costante. Sì, esatto, noi dobbiamo lavorare su ogni palla, dobbiamo spingere su ogni palla perché chi gioca contro di noi fa lo stesso, spinge al massimo e noi abbiamo tanto da perdere, ci sono delle squadre che hanno poco da perdere quindi magari rischiano di più e sembra quasi che la vittoria sia dovuta, invece è un duro lavoro e una continuità che non è una cosa da dare per scontato. Però come lo reputi questa vittoria, questo 3-0 a Novara? Esatto, moralmente è molto bello, molto soddisfacente anche perché è una sfida interminabile, sia Conegliano o Novara, insomma lo sappiamo bene tutta la storia, quindi sono molto contenta di aver fatto parte da dentro il campo, quindi veramente dà una carica in più per continuare sempre a questo livello. Grazie. Brava Indre Sorokaite, e allora ne parleremo ancora anche domani con altri servizi. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, dopo la trasferta a Fano con relativa vittoria, adesso 3-0 tra l'altro, adesso il 1° marzo Motta ospiterà Cuneo. In Serie C il team Spes Conegliano in campo alla Zoppa Sarena per affrontare la Rormark Trissino continua a vincere, vince per 3-0 e continua a rimanere in testa alla classifica. L'Imoco Volley Conegliano domenica ha presentato, oltre ad aver fatto una bellissima gara contro l'Igor Novara, ha presentato alle 16:25 il camp estivo, perché si comincia già a parlare di camp estivo, si comincia a parlare di primavera, di estate e di voglia di giocare naturalmente per i più piccoli, per le più piccole. Sentiamo Silvia Giovanardi, responsabile appunto del settore giovanile e responsabile di questo camp. Passato un anno, è tempo di camp. Sì, è tempo di camp, ormai è una tradizione, in questo periodo li presentiamo, anche se quest'anno ci siamo permessi di aprire le iscrizioni prima perché ormai diciamo è un'attività tradizionale di Moco Volley. Siamo molto orgogliosi perché quest'anno non abbiamo cambiato l'offerta perché era già molto varia e siamo contenti anche dei risultati ottenuti, ma abbiamo portato qualità con l'introduzione dei corsi di inglese. Quindi niente, un'estate sempre più ricca che parte dai camp residenziali fino ai summer camp e fino al nostro fiore all'occhiello che sono, come sai, gli stage di alto livello a Brunico. A Brunico, ricordami le sedi? Beh, partiamo subito finita la scuola con i camp residenziali a Conegliano, alla Zoppa Sarena, che è un prodotto che abbiamo inserito l'anno scorso di cui andiamo molto orgogliosi. Poi ci trasferiamo a Bibbione per i summer camp, la nostra vacanza sportiva al Planetarium, al villaggio del nostro partner Europa Tourist Group che ci dà sempre un ottimo servizio e poi ci trasferiamo dal 5 luglio fino al 18, veniamo proprio prima delle Olimpiadi a Brunico per l'alta specializzazione. Direi che prendere piede ormai l'avete preso definitivamente, poi con questo inserimento anche dell'inglese direi più che variegato. Sì, stiamo cercando di migliorare la qualità, non tanto nel servizio offerto perché secondo me facciamo già un ottimo lavoro, ma nella possibilità dei ragazzi di passare una settimana intensa e di tornare a casa il più arricchito possibile. L'inglese ormai è diventato globale, è la lingua che parlano anche le nostre atlete in palestra molte volte perché sapete che abbiamo tantissime nazioni rappresentate nel nostro team, ma è anche bello sicuramente poter dare ai ragazzi delle lezioni di inglese e di migliorarlo nel parlato, ma anche fargli scoprire l'inglese della pallavolo. Cosa diciamo, buone vacanze o buon camp? Ma in questo momento diciamo buona fine stagione a noi, che è ancora tanto importante, e poi quando finiremo la stagione buon camp. E allora buon camp, buone vacanze anche perché arriveranno, si spera prestissimo, e vi ricordo, se volete iscrivere le vostre figlie o i vostri ragazzi potete farlo, informatevi all'Imoco. Per il rugby adesso anche qui si parla la lingua inglese con molti giocatori che sono di lingua madre inglese o di provenienze di altre nazioni. I Leoni del Benetton, dopo il rinvio di Newport per maltempo in Galles, attendono di risalire in aereo e andare a Cardiff per giocare un'altra sfida di primaria importanza per il Pro 14.
Passiamo al calcio, parliamo di Serie B perché Chievo batte Salernitana 2-0 ieri sera nel posticipo, si ritorna in campo adesso venerdì 21 febbraio con Cosenza-Frosinone, Cosenza guidato da Pillon, dal trevigiano Pillon, sabato Cittadella Juve-Stabia, Pisa-Venezia, mentre domenica Pordenone-Chievo, questo è un bellissimo derby friulano-veneto che si giocherà alla Dacia Arena di Udine. Nella Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto domenica se la vedrà con la Novese alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. In Serie C Vicenza al comando sempre con 58 punti, Reggiana Arzignano ieri sera ha visto la vittoria della Reggiana per 3-1, sabato si gioca già con Virtus Verona contro Rimini, domenica Cesena Vicenza, poi Ravenna Triestina ed Arzignano Padova. Per la Serie D in testa sempre il Campo d'Arsego nonostante la caduta in casa contro il Ciarlins Musane per 2-0, vince anche per la prima volta in stagione, è appena entrato in panca Lele Pasa con il suo Montebelluna, vince per 1-0 a Villafranca e chissà che non sia di buon auspicio per continuare con altri risultati utili. Andiamo nel girone B dell'eccellenza che è quello che seguiamo più da vicino, ricordo anche che già da questa sera potete trovare la settima puntata del programma Dilettanti a tutto campo condotto dal collega Riccardo Bonvicini, si parla di calcio dalla serie D alle serie minori, quindi non perdetelo, un altro appuntamento interessantissimo. E a proposito di eccellenza, Eclisse Martellago è finita 2-0, sentiamo Cibin, giocatore dell'Eclisse ed autore di un gol, tra l'altro domenica, eccolo. E oggi non puoi evitarla l'intervista, cerchi sempre di evitarla, dicevi, però insomma oggi sei ritornato al gol, dopo un pochino, no? Sì, dopo un po' sono ritornato al gol, sono felice, è andata bene, dai, oggi abbiamo giocato di squadra, abbiamo fatto bene, era un paio di partite che stavano giocando bene, siamo stati un po' sfortunati degli episodi, finalmente oggi ci è girata anche giusta. Si è girata giusta, in telecronaca ho detto che finalmente hai avuto un periodo altissimo, diciamo, sì. Bene, poi ti sei un po' afflosciato, adesso stai ritornando. Sì, non so se la botta che avevo preso col Mogliano al gluteo e praticamente ho avuto una piccola lesione al gluteo che me la sto ancora tirando avanti, adesso c'è la cicatrice, sto meglio, adesso sto iniziando a star bene finalmente, dai, finalmente sto iniziando a star bene fisicamente. È una bella coppia davanti con Dell'Andrea, insomma a occhi chiusi più o meno, non lui. Sì, dai ci conosciamo, però siamo tutti bravi, anche De Zotti, Anco, siamo tutti bravi. Il mister ha delle belle scelte là davanti e quindi... Sono tre punti importanti che dovevate prendere, in qualsiasi momento portarli a casa. È un campionato che comunque si sta dimostrando duro lì sotto. Sì, si sta dimostrando duro, sapevamo ci sono squadre attrezzate bene, quindi anche noi siamo una buona squadra, adesso abbiamo finalmente trovato un buon ritmo di gioco, un buon assetto di gioco, quindi adesso da qui alla fine è durissima e lo sappiamo e cerchiamo di dare sempre tutto. Prossimo gol, alla prossima intervista? Al prossimo gol, prossima intervista, perfetto, sì. Chissà che portiamo bene, insomma, prossimo gol, prossima intervista. Avete visto poi nelle immagini anche questa sfortuna, ci sarebbe un'altra parola ma non mi piace dirla, insomma, che ha colpito Scarabel, un tiro meraviglioso al volo, colpito la traversa, palla che rimbalza, ritorno a lui, altro tiro di destro e colpito il palo. Un po' di sfortuna, merita un altro palcoscenico Scarabel sicuramente. Chiudiamo col basket, in Serie A2 femminile il Ponzano attende nel weekend il San Giorgio che ha 4 punti in più delle trevigiane, significa che bisogna vincere. In Serie B maschile la Ruker sarà a Lecco contro la quarta della classifica, ma qui gli occhi ormai sono puntati al match clou contro Bernareggio in casa al Palasystem il 29 e poi alla Final 8 di Coppa Italia a Ravenna. È tutto, ci fermiamo qui, a risentirci a domani.